Roberta Zicari, ci troviamo qui davanti il parcheggio del Genio Civile, ci sono delle novità, ecco, se ci aggiorni. Sì, certo. La novità è che presenterò una nuova interrogazione all'assessore Principato perché noi vogliamo risolvere il problema della fermata degli autobus su strada di fronte al cinema. La fermata degli autobus è questa, siamo a Piazzale Rosselli. C'è una novità importante, grazie anche al dirigente regionale Silvio Cuffaro, quindi alla regione e all'interessamento del Comitato per l'Aeroporto. Finalmente è stata stipulata la convenzione tra la regione e il comune e abbiamo acquisito quest'area. Era importante questo passaggio, era quello che ci serviva per poter effettuare lavori che consentono di ampliare il piazzale Rosselli e quindi di riportare gli autobus dentro perché potranno fare manovra. Adesso però la domanda è, la convenzione saranno almeno 2 settimane che è stata stipulata e è stata firmata, perché ancora non sono incominciati i lavori? Tra l'altro adesso abbiamo una data cruciale che è il 18 gennaio, l'arrivo di Mattarella, l'inizio capitale della cultura. Secondo me è assolutamente insensato e fuori luogo continuare a tenere la fermata fuori da quello che è la sua legittima e utile collocazione, cioè all'interno dell'area. Quindi voglio chiedere all'assessore Principato perché ancora, tra l'altro l'affidamento diretto, mi dicono che ci sono anche degli imprenditori che possono finanziare in parte l'opera, quindi ci sono tutte le condizioni perché non stanno iniziando i lavori, che sono invece di fondamentale importanza per tutta la città. Ecco, finalmente si libererebbe lo stallo dei pullman, diciamo, abusivo, non è il luogo suo adatto, il luogo adatto è qui davanti a Piazza del Rosselli e quindi, diciamo, si leva anche quel pericolo dei pullman in mezzo alla strada, no? Quindi Esatto, esatto. un sollecito da parte tua verso l'amministrazione Esatto, esatto, attiva. esatto. Sono servite diverse svariate interrogazioni, non solo da parte mia, anche di altri colleghi, atti di indirizzo, ma finalmente un risultato l'abbiamo ottenuto, grazie, ripeto, anche all'interessamento del comitato per l'aeroporto. La convenzione è stata firmata, adesso siamo pronti per partire perché non c'è l'appalto subito. Tra l'altro quest'area verrà riqualificata ulteriormente, vi do un'altra notizia, a breve, spero, inizieranno i lavori per avere un bagno all'interno di questo piazzale, saranno effettuati dal parco con i soldi dello sbigliettamento che devono al comune. Il comune ha chiesto di finalmente realizzare un bagno e stare proprio lì e quindi inizieranno quei lavori e poi a questo punto, quindi questa viene riqualificata, vi sarà la benzina, gli autobus dentro il bagno, sarebbe auspicabile anche rivedere, coprire i piloni dell'ex parcheggio mai utilizzato, così da coprire almeno la bruttezza e poi ancora una volta chiediamo alla Regione un finanziamento importante per ultimare quest'opera che è veramente cruciale e di fondamentale importanza per la città. Siamo riusciti a portare in città 6-7 milioni di euro solo per eventi. È possibile che non riusciamo a portare la stessa cifra per ultimare un parcheggio che è quello che veramente serve alla città di Agrigento?